Buongiorno da Salvatore Calise e benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di ora di pranzo, che oggi ha una nuova formula, un pochino diversa. Ovviamente abbiamo la redazione al lavoro, anzi li ringrazio tutti anche per il supporto. Insomma, tra le tante cose che ho fatto fino ad oggi non c'era certamente quello di condurre un notiziario, ma questo non vuole essere un TG, vuole essere un appuntamento con voi, con i temi che sono ovviamente lavorati nella nostra redazione, che quindi sono in prima pagina e che saranno in prima pagina nel nostro appuntamento con l'informazione, che ricordo ancora una volta sarà in onda regolarmente alle 20:15 e alle 23. A ora di pranzo ci prendiamo questa 3/4 d'ora di partecipazione, noi speriamo reciproca. Abbiamo ovviamente anche le notizie lavorate dalla redazione, ma abbiamo subito in studio un ospite, l'avvocato Gaetano Brancaccio. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Adesso tutti penseranno che io sono qui pronto per chiedere un parere legale su qualsiasi cosa. Non è così, non parliamo di questioni legali, ma parliamo della nostra città. Lei è a capo di un'associazione che ha uno storico straordinario per la riqualificazione e il recupero di alcune opere napoletane. Sì, che cosa avete combinato fino ad oggi? Sì. Allora, io voglio sottolineare che oggi c'è una nuova opportunità. Noi fino ad oggi abbiamo restaurato, grazie a fondi di privati, di imprenditori, di mecenati, monumenti importantissimi a Napoli. L'abbiamo fatto con la nostra associazione nel silenzio, nel chiuso dei nostri soci, forse anche, abbiamo 3.500 soci. Oggi però c'è una nuova possibilità, si può voltare pagina sul recupero monumentale, sulla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, che diventa un motore per i lavori, diventa un motore per il turismo, diventa diciamo, mettere in luce le nostre potenzialità, le enormi potenzialità che ha la nostra città. La nostra città, proprio perché è stata per tanto tempo negletta, per tanto tempo diciamo, non valorizzata, ha delle potenzialità che non hanno altre città. Io lo ricordo sempre, faccio l'esempio, a Roma hanno restaurato stanno restaurando il Colosseo della Valle, ha preso 40 milioni di euro e l'ha stanziati per quello. A Napoli si possono fare operazioni simili con poche decine di migliaia di euro. Naturalmente operazioni simili e noi ci riferiamo alla possibilità di ridare dignità, riportare quasi in alcuni casi alla luce alcuni dei nostri monumenti. Allora io però vorrei partire con qualcosa che voi avete già realizzato, così come siamo. Facciamo un esempio pratico. Inquadrare quello che avete già combinato. Un esempio pratico è quello del San Carlo. Ecco. Noi abbiamo ricostruito la Sirena Partenope che si trovava sulla sommità del San Carlo, un monumento simbolo a Napoli, a sua volta il simbolo della città Partenope. Era stata abbattuta da un fulmine dal 1969, distrutta per quello che era rimasto purtroppo dai vigili del fuoco perché era pericolante, stava cascando giù, e per 37 anni il nostro bellissimo teatro, il teatro operante più antico d'Europa, era rimasto senza la sua sommità, senza questa statua che oggi c'è grazie alla nostra associazione. Noi grazie alla Vodafone, grazie ad altri imprenditori e multinazionali illuminate abbiamo raccolto i fondi, abbiamo ricostruito la struttura del Niccolini. Lei fa una cosa che noi facciamo in televisione, lei va a sfrogolare il pasticciotto di mecenati e di aziende, quindi lei che fa si arma di buona volontà e dice allora abbiamo questa cosa da recuperare, fino abbiamo ad questo straordinario monumento da fare, però andiamo per tappe, tanto più tempo ne abbiamo, mi aiuti perché altrimenti qui a casa allora dico, facciamo capire, quindi lei in pratica ama la nostra città, è un napoletano fiero e praticante, individua questo monumento su cui la sua associazione lo individua, incomincia, fino ad oggi ha fatto così, a intercettare imprenditori, aziende che possano collaborare per metterlo a posto. Poi fisicamente lì avete fatto, io ho visto delle foto straordinarie, mi dispiace, non faccio in tempo a farvele vedere, ma lo faremo senz'altro perché non sarà una unica occasione. Quindi vedete, letteralmente trasportato da dove era pericolante, ricostruito e poi riposizionato sulla sommità del San Carlo Partenope. Partenope che è il simbolo della nostra città. Questo sarà sicuramente stato un lavoro costoso ma oneroso anche dal punto di vista dell'impegno. Quanto tempo ci avete messo? Allora lì abbiamo ricostruito, dato che non c'era più Partenope, abbiamo dovuto ricostruire dalle foto prima del 69 e dai disegni del Niccolini, perché era una scultura del Niccolini. Quindi abbiamo fatto prima una ricerca storica, poi abbiamo fatto il tridimensionale dell'opera, si fa il modellino, quello in creta, e poi dal tridimensionale abbiamo ricostruito la struttura
abbiamo ricostruito l'opera e poi l'abbiamo riposizionata grazie a una mega gru, l'abbiamo riposizionata sul San Carlo. E tempo corrente per tutta quest'opera? Quest'opera ci abbiamo messo 1 anno e mezzo. Insomma neanche no, guardi, pochissimo, con i tempi biblici che accompagnano perché con i fondi dei privati si può fare molto velocemente e molto più velocemente di quanto non si faccia con i fondi pubblici, è chiaro. È evidente. La procedura è molto più snella, voglio dire. Torniamo all'attività dell'associazione. Sì, l'associazione organizza un cineforum a Napoli, abbiamo 3.500 iscritti, siamo alla Cacia e sono 3.500 napoletani che si iscrivono alla nostra associazione e oltre a animarla la finanziano con quello che è l'iscrizione, che costa 45 euro, quindi non chiediamo e diamo però la possibilità di vedere 20 film, di seguire le cose eccetera. Ma la cosa di cui voglio parlare adesso e per cui sono venuto qui e vi ringrazio di questa grossa opportunità è che in realtà adesso c'è un'opportunità che la città si può giocare. L'opportunità si chiama Art Bonus. Le operazioni che abbiamo fatto fino ad oggi, insomma questo è l'esempio del San Carlo, l'abbiamo fatto senza aiuti dello Stato. Adesso c'è una legge statale chiamata Art Bonus che dà ai mecenati, agli imprenditori che vogliono fare pubblicità, che vogliono pubblicizzare i loro prodotti, la loro immagine, donando dei fondi per il recupero del nostro patrimonio artistico e storico, il 65% di defiscalizzazione. Quindi se io investo 1.000 euro per un restauro, in realtà 650 mi vengono immediatamente restituiti attraverso la defiscalizzazione. Io non la sto cacciando, no, però mi deve dare il tempo di fare le varie cose, insomma torneremo su questo argomento. Ma torniamo sicuramente sull'argomento, anzi lo sviluppiamo con calma e nei tempi, perché abbiamo naturalmente anche cronaca, abbiamo naturalmente anche i servizi preparati dalla nostra redazione. So che c'è Marco Di Bello pronto dalla sua postazione touchscreen per darci eventuali ultime notizie, però volevo lanciare adesso un servizio che abbiamo già pronto, lo vediamo insieme e che poi sarà ripreso, ampliato nei notiziari di questa sera, che riguarda un altro scandalo, lo scandalo che ha travolto l'esercito campano. Un vero e proprio sistema è stato smantellato da un'indagine della Procura della Repubblica che ha portato all'arresto di alcuni sottufficiali e di un imprenditore casertano. Ci guardiamo il servizio. Un vero e proprio sistema messo su non da camorristi o faccendieri ma da militari dell'esercito, il tutto per intascare tangenti in cambio di una serie di gare d'appalto pilotate, ed è per questo che 7 persone, tra cui 4 ufficiali e un imprenditore, sono state ammanettate dalla Guardia di Finanza di Caserta. Pesanti le accuse, corruzione e turbata libertà degli incanti. Quella di oggi è la seconda bufera giudiziaria che colpisce i militari della Campania, 3 mesi dopo l'operazione che aveva portato già in carcere l'imprenditore Francesco Caprio dell'omonimo gruppo di Casal di Principe, considerato vicino ai clan di Camorra dell'Agroversano. Le porte del carcere oggi si sono aperte per Raffaele Bisogno, capo ufficio lavori del 10° reparto, per Cinzia Giunta e Agnello Palomba, commissari delle gare manovrate. Dalla caserma di via Metastasio a Napoli partiva l'ok per tutti i megacantieri, ovvero le opere di ristrutturazioni che riguardavano tutte le caserme del Sud Italia. In particolare, sotto i riflettori sono finiti i lavori per 3 caserme a Napoli, Capua e Maddaloni. Dal canto suo il portavoce ufficiale dell'esercito campano, Antonio Grilletto, assicura: l'esercito conferma la completa disponibilità e collaborazione all'azione della magistratura, nonché la tolleranza zero nei confronti del personale responsabile di tali comportamenti. Il servizio naturalmente è il nostro Antonio Iorio, che saluto e che è in redazione al lavoro come tutti quanti gli altri. Ricordo, se volete intervenire, segnalare un disservizio, un disagio che riguarda il vostro quartiere, casa vostra, il vostro palazzo, la solita buca che tutti noi abbiamo, ma ditelo, sfogate, non vi preoccupate, potete chiamare il numero 081 728 14 14. Prima di tornare al nostro ospite, l'avvocato Gaetano Brancaccio dell'associazione Brancaccio, che naturalmente ha fatto già, ne abbiamo detto, diverse opere, ne abbiamo già presentato una. Fatemi andare dal nostro amico Marco Di Bello, che oggi stranamente non incontri uno stadio, perché noi poi più tardi magari capiterà, oggi siamo di Napoli, però adesso invece nella postazione touchscreen per le ultime da Napoli, dall'Italia, dal mondo. Marco. Buonasera, buon pomeriggio, grazie per la linea. Allora,
L'inchiesta che ha portato all'arresto di ufficiali dell'esercito e di un imprenditore è naturalmente l'apertura di tutte le edizioni online dei quotidiani locali, dei maggiori quotidiani locali, a partire dal Mattino Online. Vedete il titolo: tangenti, in cambio di lavori arrestati un imprenditore, 4 ufficiali dell'esercito, coinvolti funzionari del Ministero. Mazzette e stellette, scrive poi nel sommario il Mattino, il secondo atto dell'inchiesta che il mese scorso ha portato all'arresto di 2 colonnelli dell'esercito italiano e di un imprenditore, è sfociato in altre ordinanze di custodia cautelare. Passiamo a Repubblica Napoli, stessa apertura, appalti truccati per il Ministero della Difesa, 7 arresti nel Casertano, immanente un imprenditore e ufficiali e funzionari. Il Corriere del Mezzogiorno Online, sempre riflettori puntati sulle mazzette in caserma, tangenti in cambio di appalti, arrestati 4 ufficiali dell'esercito e 2 funzionari del Ministero della Difesa, in manette anche un imprenditore che pagava mazzette per ottenere lavori. E a questo punto andiamo alle pagine nazionali dei quotidiani online. La Repubblica.it, apertura dedicata al Papa. Il Papa ai rifugiati: perdonateci, siete un dono, non un peso. E poi Juncker alla Turchia, no concessioni su visti, e sui migranti lite Renzi-Merkel. Andiamo al Corriere della Sera, che sceglie un'apertura diversa da quella della Repubblica. Padoan: ci sono margini per ragionare sulle pensioni. Il ministro dell'economia, che vedete nella foto, in audizione sul DEF: l'Italia è tornata a crescere, afferma, l'occupazione migliora e la pressione fiscale scende. Verrà definita, scrive il quotidiano di Via Solferino in versione online, verrà definita una manovra alternativa per sterilizzare le clausole di salvaguardia. E adesso diamo uno sguardo alla Stampa, il terzo maggiore quotidiano del paese. Apertura su Boeri: generazione del 1980 rischia di arrivare alla pensione a 75 anni. E poi l'apertura di Padoan, riportata anche dal Corriere della Sera.it, margini per ragionare. È tutto per questo collegamento, Salvatore, ci risentiamo più tardi. No Marco, io ti devo sfrogollare un attimino, magari anche l'avvocato qui, perché quando io sento un ministro che dice ci sono immagini per sterilizzare le clausole di salvaguardia, penso che io capisco poco e che con me un po' di gente ne capisca anche meno. Allora dovremmo approfondire questa cosa prima di farci venire mal di pancia. Allora, è sicuramente un linguaggio molto tecnico, ma tu lo sai, i ministri, soprattutto i tecnici, parlano purtroppo questo linguaggio un po' così astruso dalla realtà. Come diceva Trapattoni, ostico e anche agnostico. Il problema è: io ti posso utilizzare da oggi in poi, te o chi avrà la malaugurata idea di mettersi al touchscreen quando ci sono io qui a ora di pranzo, come traduttore simultaneo. Cioè, se io oggi, in questo momento, mentre mi faccio 2 chiacchiere con l'avvocato, ti dico: ma possiamo approfondire questa storia della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, permettendo che non ne rischia tutto e che non ti stai giocando niente, possiamo tentare di capire che c'è questo signore? Ci proverò. Ecco, vabbè, insomma, e questo è quello che io vorrei fare ora di pranzo, per capirci, perché l'informazione la dobbiamo dare, però poi ce la dobbiamo pure ragionare. Allora, va bene? Allora attenzione, che sto per interrogarti. Ti darò la risposta. Vai lì e smanetta su questo attrezzo formidabile che hai. Io faccio così e spero che voi siate d'accordo, perché altrimenti qui ci piovono sulla testa delle cose. Per carità, non è che adesso io mi sto dicendo che sono il primo, vorrei cercare di capire, perché io ricordo che da quelle parti sono partite delle nefandezze notevoli. C'è ancora gente che è sondata e non ritorna a galla, che è qualche annetto e non sa quello che deve fare. Qualche volta forse non ci vogliono far capire. E allora io vorrei invece. Allora, avvocato, ci faccia capire, fino adesso le ha questo bel gruppo di amici, 3.500 persone, la traduco alla Calisse, che si vedono insieme dei bei film, fanno sicuramente delle iniziative culturali straordinarie, discutono, partecipano nelle associazioni, la vita è straordinaria, sono la base, secondo me, la rinascita anche della nostra società, e questa è una cosa assolutamente meritoria. L'orgoglio di essere napoletani. Orgoglio di essere napoletani. Fino ad oggi era diamoci una mano che ci aiutiamo da noi. Sì. Adesso c'è finalmente una legge che permette a lei, alla sua associazione, a chi volesse intraprendere questo cammino, di andare a recuperare dei fondi per continuare in quest'opera, che permette al mecenate o chi voglia intervenire di farsi una bella detrazione fiscale del bene a una città
E farsi anche pubblicità? Farsi pubblicità e avere una ricaduta immediata anche sul prodotto, perché il 65% di defiscalizzazione, come ricordavo prima, consente a chi investe 1.000 euro in realtà di avere immediatamente 650 euro il ritorno immediato di defiscalizzazione, quindi di risparmio rispetto all'attività promozionale che si fa. Quindi il mecenate si fa conoscere, fa pubblicità, però fa una cosa utile a tutti, certo. fa il bene comune, perché Benissimo. ci dà una mano per tirare su il nostro patrimonio artistico. Allora, ricordo a tutti che noi abbiamo il 75% a livello mondiale delle opere d'arte in Italia. È chiaro che i fondi pubblici non bastano. Molto spesso purtroppo noi... Non bastano, che manco li usiamo, via. Possiamo dire. Qualche volta ci sfuggono, non ce ne voglia possiamo nessuno. Dire, purtroppo c'è la questione dei 100 milioni di euro fondi UNESCO che purtroppo dovevano essere utilizzati entro il 31/12 e una gran parte di questi fondi purtroppo non li utilizzeremo. Però c'è la possibilità attraverso i privati, attraverso i grandi gruppi industriali, ma anche gli imprenditori singoli, diciamo, certo. di creare un sistema virtuoso. Un sistema virtuoso che crea da un lato lavoro perché si aprono cantieri, certo. da un lato attira turismo e noi vediamo che grazie a una serie di condizioni internazionali, l'Egitto non si può più andare, in Algeria non si può più andare, in Nord Africa non si può più andare, molti turisti fortunatamente scelgono la nostra bellissima città. Posso dire una cosa, ve la dico proprio, guardiamoci negli occhi a favore di camera, io confesso, sono un partenopeo partischitano che gira pochissimo Napoli. Noi napoletani conosciamo così poco di Napoli che potremmo tranquillamente, non dico evitare di andarcene in giro perché è bello girare e metterci a confronto con qualsiasi realtà, però cioè, quanti di noi non hanno visto Capodimonte? Quando noi non sono stati il museo, per noi napoletani è un ingorgo. Non è un museo, è un posto dove non si passa. Ma veramente i giardini, l'orto botanico è una cosa straordinaria. Le chiese, la Napoli sotterranea, ma anche solo una passeggiata, insomma, da qualche parte che non frequentiamo spesso. Prima di andare a un altro servizio e poi tornare agli argomenti, perché io so che lei ha degli obiettivi sensibili, ha già preso di mira qualche altra cosa da mettere in ordine. Sono una capatosta, come si dice. No, va meno male, meno male. A proposito di capatosta, insomma, noi ci fa piacere che lo siano. Abbiamo una telefonata, non so il suo nome, la ringrazio per averci chiamato. Chi è con noi? Mi chiamo Armando, buongiorno. Arnaldo, grazie della telefonata. Cosa ci voleva segnalare? Volevo denunciare un disservizio dei trasporti pubblici a Napoli, soprattutto nella zona periferica di Napoli, dove abito io, diciamo zona Secondigliano, Melito, dove praticamente per raggiungere il centro o il Vomero dove lavoro bisogna attendere il passaggio di un autobus anche 40 minuti, 50 minuti, quindi non si riesce a raggiungere il posto di lavoro in tempo utile, quindi bisogna per forza avere un mezzo di locomozione quale macchina o motorino. Quindi lei non riesce a programmare il suo arrivo nel posto di lavoro perché potrebbe anche non avvisare a nessuno che quell'autobus è saltato, qualche volta so che capita, perché ho degli amici sicuramente è impossibile programmare, non è possibile. Quindi lei dice io inizio a lavorare alle 8 del mattino, esco di casa alle 6, può essere che ce la faccio. In realtà io inizio a lavorare alle 8 meno un quarto di mattina. Allora lei esce alle... Io di casa esco alle 7 e un quarto con lo scooter. Perché esce con lo scooter, se avessi dovuto prendere l'autobus la notte prima. In metropolitana praticamente dovevo scendere per le 5, penso, altrimenti non riuscivo. Allora Arnaldo, io la ringrazio per questa telefonata, la ringrazio, la prego di lasciare il suo numero se non l'ha già fatto, così ci dà degli ulteriori dettagli e noi con la redazione andiamo a cercare di capire se e cosa manca, i mezzi, di tutto manca per avere questo servizio nel miglior modo possibile. Va bene. La ringrazio. No, ringrazio lei, veramente è stato gentilissimo. So anche che dal momento che io invado questo settore, so che adesso sono un po' preoccupati in regia e in un posto che si chiama emissione, che è il punto nevralgico della televisione, perché magari temono che io non sappia che a 43 deve partire una pubblicità. Sto guardando l'orologio, sono precisissimo, così li tranquillizzo, perché sennò sti poveri ragazzi, cioè, gli sponsor sono importanti. Lei ce ne sta parlando e chiaramente anche per noi sono fondamentali. Allora, bimba di 7 mesi rischia morte per soffocamento, agente la salva, una bambina di 7 mesi rischia morte per soffocamento, ha sentito le urla questa agente, è riuscito ad entrare in casa, ha trovato la bimba di 7 mesi già cianotica. Per fortuna un poliziotto libero dal servizio a Caivano, in provincia di Napoli, ha effettuato una manovra di disostruzione pediatrica, quelle che ci insegnano ma che dovremmo imparare, che non tutti seguono, che ha consentito appunto di salvare la piccola grazie appunto a questa manovra di disostruzione. L'agente, che
lavorava al reparto prevenzione dei crimini di Campania, era al telefono quando ha udito le urla provenire da un appartamento poco distante dal piano terra. Ha forzato l'ingresso e ha fatto questo salvataggio. Complimenti alla gente. E in bocca al lupo anche ai genitori che ricorderanno questo giorno veramente in modo così, insomma è come se fosse nata un'altra volta questa meravigliosa bambina, alla quale naturalmente facciamo gli auguri veramente di buona vita, e poi anche qui bisognerà approfondire i motivi che hanno portato a questa situazione sicuramente di grandissimo pericolo. Tutti quanti noi è un po' di tempo che l'hanno messa a favore di luce, grazie, e anche a favore di titoli, perché noi abbiamo questo servizio molto bello durante i nostri appuntamenti con l'informazione, che è quello che vedete su questo lato, guardando la vostra televisione alla vostra destra, che è un aggiornamento continuo di notizie, di metodi, di viabilità e di numeri utili che ci fa piacere mettere alla vostra attenzione. Allora, c'è un secondo servizio che riguarda la Guardia di Finanza. Quando sentiamo Guardia di Finanza noi normalmente zompiamo e incominciamo a preoccuparci perché insomma, invece non c'è pericolo, nel caso specifico siamo sereni, guardiamoci il servizio e vediamo cosa hanno fatto veramente 7 di interessante. uffici clandestini, 27 macchinari ultra sofisticati per la produzione di materiali contraffatti e infine 400.000 capi di abbigliamento con loghi e marchi falsi. Questo è il bilancio della maxi operazione della Guardia di Finanza che su input della DDA della Procura della Repubblica di Napoli ha portato anche all'esecuzione di 5 arresti in carcere, 2 domiciliari e di 10 obblighi di dimora. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Filippo Beatrice hanno fatto luce sul business miliardario di 2 distinte consorterie criminali, talmente ben strutturate da avere rapporti d'affari, ovviamente illeciti, anche in Cina e in Turchia. Il primo cartello del falso, smantellato grazie agli arresti dei finanzieri, era composto da Luigi e Giuseppe Verde, specializzati nella produzione e nella vendita su tutto il territorio nazionale di materiale contraffatto, dalle cinture agli occhiali. I Verde erano in società con 2 coniugi cinesi, titolari di regolari attività commerciali, che avevano il compito di importare dalla Cina merce neutra, da contraffare con l'apposizione di marchi e segni distintivi. La seconda organizzazione, scoperta dalle indagini della DDA, invece, era capitanata da Guglielmo Esposito ed era capace di far arrivare in Turchia il pezzotto made in Naples. Gli investigatori hanno portato alla luce un altro dato inquietante, ossia la compiacenza di alcuni outlet sparsi tra Napoli e Caserta che spacciavano la merce contraffatta per originale, una truffa di proporzioni gigantesche. Non a caso la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altre 6 persone. Allora attenzione, questa è straordinaria, vorrei un chiarimento da Antonio Iorio se è in zona da qualche parte, altrimenti lo chiedo a Marco se ha sentito bene questa cosa, perché ecco, io tra un minuto devo andare in pubblicità, poi torniamo naturalmente dall'avvocato Bracaccio. Marco, se ho capito bene, dunque produciamo a Napoli, esportiamo in Turchia e ci tornano dalla Turchia per andare nella grande distribuzione, quindi è un pezzotto cosmico. Sì, Marco Di Bello. Salvatore, sono le filiere dell'era della globalizzazione. È straordinario. Anche sul versante del falso, però io voglio soddisfare la tua curiosità. Meno male. Padoan ha parlato nel suo intervento, che è l'apertura di quasi tutti i quotidiani online di oggi, ha parlato di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Dietro questo linguaggio strettamente economico si cela una buona notizia. Che cosa sono le clausole di salvaguardia? Sono aumenti di imposte, principalmente IVA e accise, che lo Stato prevede a garanzia del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio. Ok, questi aumenti per il 2017 sono sterilizzati, ovvero congelati, ovvero diciamo così sospesi per 0,9 punti di PIL, ovvero fino a 0,9 punti di PIL, se non si superano i 0,9 punti di PIL, questi aumenti restano congelati, per cui per il 2017, secondo le intenzioni del ministro Padoan, non ci dovrebbero essere aumenti di imposte come IVA e accise. Grazie Marco, torno da te tra un attimo, devo andare in pubblicità. Tu sai che qua la cosa è grave se non si fa, va bene? Pubblicità e torniamo da Marco Di Bello e abbiamo anche gli altri ospiti, altre telefonate, tutto ovviamente in diretta su TV Luna insieme fino alle 14. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo ancora un quarto d'ora scarsissimo e tante cose da fare. So dalla regia, già pronta una telefonata con una signora che ci ha chiamato. Pronto? Pronto Calissi? Buongiorno, con chi parlo? Penso che tu ti ricordi, sono la signora Anna. Io non voglio parlare di calcio, ci sentiamo stasera. Ti voglio dire, ascoltami, è solo per Napoli?
Oppure provincia Avellino. Dovunque voi ci vediate noi possiamo intervenire, ci mancherebbe altro. Anna, cosa ci voleva segnalare? Allora glieli posso dire, io ho chiamato a tutte le televisioni private e nessuno ha preso provvedimenti nel mio paese. Dice perché siamo da 5 anni senza un sacerdote. No, da 5 anni abbiamo chiamato il vescovo di Nusco, è venuto, ci ha detto sì e poi ogni tanto ci manda un sacerdote. Non è che noi abbiamo un sacerdote fisso. Allora, insomma, avete così un turno. Ok, Anna, grazie. Va bene, grazie della segnalazione. Ho preso nota, adesso per quanto nelle mie possibilità. 5 anni. Ok? Va bene, grazie mille. Stasera. Grazie, la signora è una storica appassionata e tifosa del Napoli, qui ci diamo appuntamento per le dirette pre e post partita ormai. Torno da Marco Di Bello prima di andare di nuovo al nostro avvocato Brancaccio. Marco, novità dal touchscreen? Allora Salvatore, io andrei a leggere un attimo i quotidiani sportivi, considerato che oggi la partita tra Napoli e Bologna, l'anticipo serale tra Napoli e Bologna apre questa nuova turno della Serie A. Andiamo a vedere il titolo della Gazzetta.it. Allegri, Juve non scappo, 100 milioni meglio Pogba. Queste le dichiarazioni, le ultimissime dichiarazioni dell'allenatore, scusate, della Juventus. Un titolo dedicato al Napoli. Napoli, Mertens con Insigne, Riecco, De Sciglio e Palacio. Questo per quanto riguarda ovviamente la formazione del Milan. E a proposito di formazioni, andiamo a vederla proprio in grafica, la formazione della Gazzetta dello Sport. La probabile formazione del Napoli della Gazzetta dello Sport, ve la mostro subito, eccola qui. Secondo il quotidiano rosa, il Napoli dovrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Yusai, Albiol, Koulibaly e Goulam nella linea difensiva a 4, Allan, Jorginho e Hamsik a centrocampo, Mertens al posto quindi del solito Callejon, Gabbiadini e Insigne in attacco. E andiamo a confrontare questa formazione con quella del Corriere dello Sport. Vediamo se sono della stessa idea i due maggiori quotidiani sportivi del paese. Reina tra i pali secondo il Corriere dello Sport, Yusai, Albiol, Koulibaly, Goulam in difesa, Allan, Jorginho, Hamsik a centrocampo, Insigne, Gabbiadini e Mertens, quindi praticamente uguali. La probabile formazione data dal Corriere e la probabile formazione data dalla Gazzetta dello Sport. Ma torniamo al Corriere, vediamo qual è il titolo di apertura del sito del Corriere dello Sport a quest'ora, alle 13:49. Pallotta, Totti non può finire come loro. Nell'ambiente romanista ovviamente c'è grandissima attenzione su questo caso Totti. E la cosa strana è che sul Corriere dello Sport, che in genere è sempre molto attento al Napoli, oggi sulla prima pagina, sulla copertina, non appaiono titoli dedicati alla squadra azzurra. Questa non è una bella cosa. Direi proprio di no. Ma c'è un po' di, diciamo, dopo la sconfitta di Milano c'è un ammosciamento generale, stasera c'è una partita importante, noi ricordiamo come sempre che TV1 la seguirà, il pre-partita e il post-partita assolutamente in esclusiva e in diretta con le vostre telefonate, con Carlo Alvino fuori allo stadio, ma poi con le interviste dopo partita, con le interviste in esclusiva della Mix Zone, con le immagini, delle immagini salienti della partita. Quindi consueto appuntamento a partire dalle 19. Vogliamo chiudere con la probabile formazione che dà Calcio Napoli 24, che è uno dei siti più gettonati dai tifosi azzurri. Reina, Yusai, Albiol, Koulibaly, Goulam, Allan, Jorginho, Hamsik o David Lopez, Callejon o Mertens, Gabbiadini e Insigne, quindi secondo Calcio Napoli 24 giocherà Callejon e non Mertens, come invece scrivono la Gazzetta e il Corriere dello Sport.it. È tutto per il momento, Salvatore, a te la linea. Tra 5 minuti ci salutiamo, non di più. Avvocato Brancaccio, ultima domanda, e poi naturalmente prima dei saluti, qual è il vostro prossimo obiettivo? Avete sicuramente individuato? Sì, c'è una bellissima operazione che stiamo portando avanti, che è la ricostruzione dell'arco del Fortino di San Gennaro. Adesso sul molo lungo San Vincenzo del porto di Napoli c'è la statua di San Gennaro, la bellissima statua di San Gennaro, che sta su un cumulo di pietre. Noi abbiamo ritrovato i pezzi che componevano l'arco di ingresso di questo bellissimo fortino, che era il punto più avanzato del porto di Napoli. Vogliamo ricostruire l'arco, riposizionare la statua sulla sommità dell'arco e dare così, per chi viene dal mare, il biglietto da visita della nostra città, con il santo patrono, e su questo creare un'operazione culturale complessa, perché su San Gennaro
oltre a essere il protettore diciamo, di tutti noi e della nostra città, è anche un fortissimo riferimento culturale, anche oltreoceano. E noi abbiamo dei contatti con delle fondazioni americane che tengono moltissimo. Quindi voi questa su cosa. questo adesso praticamente dovete, sarà facile i vostri associati e poi fare un lavoro anche per cercare... Abbiamo già raccolto l'adesione di 2 grossi imprenditori napoletani che vogliono finanziare questa cosa. Bellissimo. Però abbiamo bisogno di creare su questo un'operazione corale aperta a tutta la città, anche agli altri imprenditori e a tutti i cittadini. Ci proponiamo con TV Luna per seguire questa bellissima operazione, sono convinto che porterà benefici così come tante delle vostre. Poi ci salutiamo con calma, volevo però arrivare prima del prossimo collegamento telefonico al quale tengo moltissimo, sarà breve ma ci torniamo anche domani approfondendolo, per dire che il pubblico ministero ha richiesto l'ergastolo per Daniele De Santis, l'ultra della Roma, che il 3 maggio 2014 colpì a morte Ciro Esposito, il tifoso del Napoli, che tutti ricordiamo. Alla requisitoria del magistrato hanno assistito i genitori di Ciro Esposito e l'avvocato Angelo Pisani. A proposito di Pisani, un altro Pisani ce l'ho al telefono, l'ingegnere Stefano Pisani, che saluto. Buongiorno Stefano. Buongiorno Salvatore. Stefano Pisani, oggi lo tengo per qualche secondo in diretta come rappresentante di Svegliamo gli Onesti, che è un'associazione che a me piace molto perché si dà veramente da fare sul territorio e con una proposità etica molto importante. Stefano, sei stato presente a Bagnoli in un incontro che secondo me è fondamentale. Oggi hai poco tempo, domani magari ti rapisco, ti porto in televisione e ci racconti. Che cosa è accaduto? Ma di tutto e di più Salvatore, perché c'è stata la presentazione del piano urbanistico esecutivo e del programma per Bagnoli, il programma elaborato dalla cabina di regia, con una sigla molto simpatica che si chiama Co-Bagnoli, processo di consultazione pubblica. Bene. E in quella sede abbiamo appurato e appreso che non ci saranno altre colate di cemento, ma addirittura una riduzione stratosferica, solo 78.000 metri cubi di cemento, ma per l'edilizia sostitutiva, cioè per gli immobili che dovessero rendersi necessari per la ricostruzione del borgo o alloggi di servizio, alloggi di dotazione con pochissime residenze. Stefano, domani ti rapisco e ci racconti tutto, però mi piace sottolineare questo tipo di operazione, cioè ha realmente partecipato cittadinanza, gente comune, associazioni, hanno potuto dire la loro e sono stati presi, quantomeno in considerazione, è stato messo come dire, a verbale la loro partecipazione? Sì Salvatore, devo essere anche obiettivo perché forse non è stato riportato alle cronache. Anche i ragazzi dei comitati sociali hanno reagito in maniera democraticissima, apprendendo per la prima volta che non c'era nessuna speculazione nascosta e che addirittura praticamente la loro voce è stata una delle tante voci ascoltate ai tavoli di consultazione. Senti Pisani, io so che ti rompo un po' le scatole, ma domani verso quest'ora, l'1:30, invece di mangiare, che tanto sei sempre a dieta, puoi essere in diretta qui? Con immenso piacere. Ok, benissimo, così ci viene a raccontare. Ci saranno altri appuntamenti in questo senso, quindi di consultazione con la cittadinanza? Sono programmati? Siamo già convocati tra un mese, Salvatore. Bene, allora tra un mese ci autoconvochiamo e ce ne andiamo, se ce lo permetteranno, a riprendere tutto con le telecamere, così facciamo una diretta, vediamo se si può aprire totalmente questa cosa alla città. Sì. Ti abbraccio tanto, grazie Stefano Pisani, Svegliamo gli Onesti. Ringrazio anche l'avvocato Brancaccio, visto che bordello qui. Grazie. No, bellissimo, anzi è un modo frizzante di fare comunicazione, bellissimo, molto bello. Quindi i tempi, la prossima volta, però la prossima volta assolutamente rapisco fotografie sulle opere che avete fatto e su quelle che intendete fare. Anzi, realizziamo un servizio per vedere lo stato dell'opera oggi e magari in questo modo ci verrà voglia di partecipare. Sono contentissimo di questo. Grazie all'avvocato Gaetano Brancaccio, avete letto anche il sito di riferimento che è www.associazionebrancaccio.it, lì potete andare a vedere tutto. Marco Di Bello, hai 15 secondi per, se c'è una novità, darcela, altrimenti per i saluti. No, naturalmente le aperture dei quotidiani locali online sono cambiate. Omicidio Ciro Esposito, il PM di Roma chiede l'ergastolo per l'ultraromanista De Santis, è il titolo del Mattino.it. Corriere del Mezzogiorno.it, omicidio di Ciro Esposito, i PM chiedono l'ergastolo per Gastone De Santis. Il Corriere del Mezzogiorno ha anche una foto di De Santis, una rarissima foto di De Santis in aula, potete guardarla sul nostro touchscreen. È tutto Salvatore, buon pomeriggio. Grazie a Marco Di Bello, grazie per la partecipazione all'avvocato Brancaccio, veramente gentile da parte sua. Grazie a voi tutti. Allora, stasera ci rivediamo per la partita, c'è pre-partita, tutto quello che volete.
Domani ci rivediamo a ora di pranzo e dopodomani sera sono diventato un po' terribile, sto sempre come prezzemolino in mezzo, ma domani parliamo di impianti sportivi nella puntata di Pix speciale Napoli per primi, dedicata alle amministrative. Parliamo di impianti sportivi e in particolare del San Paolo. Quindi se volete dire la vostra potete farlo fin da ora, lasciate il vostro nome, cognome e numero di telefono e vi richiamiamo 081 728 1414. Buona giornata da Salvatore Carisa e buon proseguimento di visione con i programmi di TV Luna.